L'onorevole Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD della provincia di Agrigento, lancia un grido di allarme relativamente ai fondi europei. La Sicilia rischia di perdere miliardi di euro, è necessario scorrere le graduatorie per salvare i fondi europei. Secondo Catanzaro, in un momento di grave riduzione delle risorse pubbliche, le somme che provengono dall'Europa rappresentano certamente una, se non l'unica via per provare a realizzare investimenti nella nostra Sicilia. Queste risorse sono destinate alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione e rappresentano una risorsa importante per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo, in quello della pesca e dell'acquacoltura. Secondo Catanzaro, purtroppo la Sicilia è in allarmante ritardo e rischia di perdere gran parte delle somme astrattamente utilizzabili, eppure non impiegate. Entro il 2018 infatti vanno spesi e certificati ben 719 milioni di euro, a oggi però è stata certificata la spesa per solo 6 milioni. Doveva iniziare nel 2014 per terminare nel 2020, ma in Sicilia il PSR, il piano di sviluppo rurale, è a blocchi di partenza, continua l'onorevole Catanzaro. Nelle statistiche sulla spesa delle risorse siamo tragicamente indietro, il quadro è davvero desolante. Questa situazione ha creato danni enormi all'intero sistema produttivo siciliano, non solo per la fallita opportunità di sviluppo che rappresentano i fondi europei non ancora utilizzati, ma anche perché a causa della mancata erogazione dei fondi il tessuto produttivo siciliano sta attraversando scarsissime difficoltà economiche e di liquidità. Nei mesi scorsi, dice Catanzaro, ho chiesto e ottenuto lo scorrimento della misura 4.2, permettendo in tal modo a decine di imprese siciliane di accedere ai finanziamenti. Lo stesso auspico si faccia per le misure 4.1 e 6.1, che riguardano sia gli investimenti e gli insediamenti per i giovani agricoltori, per le quali ho già ufficializzato gli atti parlamentari, e così facendo per le altre misure del piano sviluppo rurale, la regione siciliana deve recuperare il ritardo accumulato anche realizzando lo scorrimento delle graduatorie delle misure strutturali del PSR 2014-2020. Mi preme precisare, afferma l'onorevole Catanzaro della Commissione delle attività produttive, che tale scorrimento è possibile poiché a seguito della chiusura dei vari processi istruttori delle misure vigenti si sono prodotte delle economie di considerevole importo che rendono possibile finanziare domande attualmente in posizione non finanziabile, in quanto i bandi attivati sino ad ora non hanno coperto l'intera dotazione finanziaria delle singole misure. È impensabile immaginare a questo punto la pubblicazione di nuovi bandi. La fase istruttoria necessita di molto tempo, parecchi mesi o addirittura anni, anche a causa della disastrosa dotazione organica degli uffici regionali. Abbiamo il dovere, conclude Catanzaro, di non perdere possibilità di sviluppo e di utilizzare bene e presto le risorse a disposizione.